Allora, parliamo anche di giovani, lavoro, formazione, riguarda naturalmente tutti, riguarda anche voi, eccetera. Voi tra l'altro siete anche un'entità importante a livello regionale. Che posto c'è per i giovani? Che turnover esiste? Visto che sono previsti anche dei pensionamenti, delle uscite, voi farete anche un convegno di formazione sull'andare in pensione, come, che cautela avere, eccetera. E poi quali giovani, con che formazione, quindi quale rientro nel mondo o entrata nel mondo del lavoro? Se rimaniamo nel tema e nell'ambito che abbiamo affrontato oggi, che è quello del settore del trasporto pubblico locale, abbiamo detto tanti disagi, tante difficoltà. Il fatto che le aziende, queste siano aziende sane, lo dimostra il fatto che ho personalmente seguito la selezione per 10 figure professionali da inserire nuove all'interno dell'azienda di trasporti di Verona. 10 figure professionali nuove. Con che criteri vengono inserite? Dove entro quest'anno verranno assunte le prime 60 persone. Verranno assunte le prime 60 persone e altre 60 persone all'inizio del prossimo anno, quindi circa oltre 100 persone che nell'arco dei prossimi 3-4 mesi verranno. È una selezione che è iniziata a maggio, c'erano 5.000 candidati da tutta Italia. Bene, questa azienda 5.000 candidati, 5.000 candidati, li ho gestiti personalmente, le ho seguito personalmente questa selezione importantissima, ed è una speranza che questa azienda di trasporti, ad esempio, ha dato sul territorio, con ripeto, 60 persone che entro novembre verranno assunte ed altre altrettante probabilmente nei primi giorni, nei primi mesi del prossimo anno. Quindi sono risposte vere che queste aziende danno. Cioè, una parte è ricopertura di pre-pensionamenti o pensionamenti, persone che hanno abbandonato l'azienda per raggiunti i limiti di età. Quindi vengono rimpiazzati con energie nuove, con giovani. Chi ha partecipato, c'era un po' di tutto, c'era anche persone che avevano anche più di 50 anni, che erano fuori dal ciclo produttivo, però insomma tantissimi giovani che ci credevano, e il risultato è che comunque queste aziende riescono ad assumere. Quindi tante critiche ci stanno benissimo, però anche questo è la dimostrazione che c'è un certo dinamismo e c'è una prospettiva di sviluppo di queste aziende. Certo, è chiaro che c'è il momento in cui nell'aggregazione c'è il riassetto, però nel momento in cui l'azienda si è riassestata riparte, e la TV di Venezia è l'esempio in cui ci sono delle assunzioni nuove dopo il riassetto, dopo la fusione delle due aziende, in cui ci sono stati momenti di taratura, e adesso riprende a funzionare e a assumere. Io sono sicuro che di Verona, questa è Verona. Verona. E sono sicuro che anche a Padova, in cui la fusione tra Padova e Rovigo sta creando dei problemi anche ai lavoratori, cioè ai lavoratori interni dell'azienda, ci sarà chi uscirà, ma sono sicuro che dopo l'assetto è un'azienda che ritornerà ad assumere. È chiaro che per assumere queste persone c'è bisogno di far sì che ci sia una formazione adeguata, perché c'è una grande responsabilità non solo a stare nel mezzo, a guidare bene un mezzo in modo appropriato e non in modo disagioso così, e pericoloso per chi ci va. Che poi è pericoloso per chi guida, sì, ma è altrettanto pericoloso per le centinaia di persone che salgono su quel mezzo e vogliono essere sicure di quel mezzo. Di arrivarci sani. Chi ha fatto quella segnalazione di quel conducente di Vaporetto che si è comportato in questa maniera deve essere segnalato all'azienda, e l'azienda sono sicuro che andrà a prendere dei provvedimenti, e sicuramente va fatta comunque una formazione continua sia al personale che c'è, perché comunque deve essere motivato, deve sentire propria l'azienda e quindi non a stare lì a piedi scalzi a guidare il mezzo, come è successo purtroppo, abbiamo sentito a Venezia. Credo ovviamente alla segnalazione del telespettatore, però ecco, queste cose non devono succedere, e quindi dei buoni interventi informativi vanno fatti. Non deve succedere che l'autista assegua il cellulare.
ma non è, cioè, l'autista deve fare l'autista, deve guidare, deve avere le due mani sul volante, guardare che cosa succede sulla strada, tanto quanto cosa succede in laguna si sta pilotando un vaporetto. Ha una responsabilità enorme perché ci sono decine di persone che salgono su quel mezzo e vogliono essere trasportate da un punto a un altro in sicurezza, e quindi è giusto che chi guida il mezzo ha una grande responsabilità, senta questa responsabilità, ma soprattutto si senta partecipe dell'azienda, perché quello che sta avvenendo meno è che non ci si sente partecipi dell'azienda, mentre invece dobbiamo essere orgogliosi di avere un posto di lavoro in Italia, e se c'è anche un posto di lavoro tutto sommato anche ben retribuito e adeguato, insomma un po' di rispetto va fatto sia per l'azienda e per i milioni di persone che non hanno lavoro. Ecco, questo forse non farebbe parte anche della formazione periodica, quindi questo di incentivare, motivare, perché tante volte trasversalmente, non riguarda solo il trasporto pubblico, riguarda un po' in generale i servizi, vedi persone che fanno quel lavoro con poco entusiasmo, poca voglia, senza rendersi conto che in realtà in quel momento lì hanno un lavoro, quindi hanno, come diceva lei, un bene preziosissimo, perché c'è poca dignità del dover fare, è un qualcosa che è ricorrente e che forse notano più gli stranieri nei confronti nostri che non noi, ormai che siamo abituati a vedere questa demotivazione generale. Le aziende pubbliche nel loro complesso investono milioni in formazione ogni anno. Che ci possa essere stato qualche taglio nei momenti di crisi, certo, è inevitabile che ci sia anche qualche riduzione sulla formazione. L'abbiamo visto in tutto quanto l'apparato della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, con le scarsissime risorse che hanno, la prima cosa che hanno fatto è tagliare sull'aggiornamento e sulla formazione. È un brutto segnale, questo non è, però un conto è che la persona debba essere aggiornata e questo l'aggiornamento viene fatto. L'altra, la formazione diciamo motivazionale, cioè lì magari qualche taglio c'è stato, però ragazzi, scusate per i ragazzi, però se una persona ha un posto di lavoro in un periodo di crisi deve sapere che ha una miniera in tasca e deve rispettare questo bene prezioso che è di avere un posto di lavoro, perché fuori dalla porta ci sono altre 10 milioni di persone che vorrebbero avere quel posto di lavoro lì e sarebbero pronti a rimpiazzarlo e farlo bene. Sono sicuro che un po' di responsabilità, anche senza che l'azienda te lo debba dire, te lo debba imporre, perché non si può imporre la responsabilità di avere un posto di lavoro o di lavorare per un'azienda che tra l'altro sono aziende sane, sono aziende tutto sommato sane, che alla fine del mese lo stipendio lo vai a percepire. Assolutamente. Ecco, un po' di rispetto per se stessi, per l'azienda, ma soprattutto anche per tutte quante quelle persone che sono fuori dal sistema produttivo e che vorrebbero avere e gioire di avere quel posto di lavoro. Chiarissimo. Nicola Mazzonetto, direttore Confservizi Veneto, grazie di essere stato qui con noi, speriamo di aver risposto in modo esauriente alle vostre istanze, alle domande che ci avete posto, anche ai messaggi che sono arrivati. Vi ringraziamo della partecipazione, lo ringraziamo di essere venuto, a voi naturalmente appuntamento a domani. Grazie.